Amici di Bella Sicilia, buongiorno, buona domenica, guardate dove siamo oggi. Siamo nel Ragusano e questo è Chiaramonte Gulfi. Fateci sapere da dove ci state seguendo e siamo in compagnia del sindaco, buongiorno. Ciao a tutti. Sindaco, siamo in provincia di Ragusa. Di Ragusa, assolutamente sì, nella parte sud-orientale della nostra bellissima Sicilia. E questo è Chiaramonte Gulfi. Questo è il palazzo municipale, ma Sì. un bellissimo palazzo. Devo dire che non ci possiamo lamentare, ecco, è veramente bello. Qual è la storia di Chiaramonte Gulfi e quali sono anche le peculiarità? Sappiamo che qui si vive bene, si mangia bene, l'aria è pulita. Assolutamente sì, Chiaramonte fa parte di quell'antica contea di Modica che era parte della Sicilia che veniva governata così, e difatti noi, Modica e il comune di Noto abbiamo questo filo conduttore che nel tempo ci ha visti protagonisti anche nello sviluppare l'arte del barocco, ma Chiaramonte chiaramente che è ricca della nostra bellissima pianura che si affaccia sulla valle di Gela e si è ritagliato un bellissimo spazio perché abbiamo tantissimi prodotti di eccellenza, a partire dall'olio DOP Montiblet che è tra i primi in termini di qualità al mondo, è la terra del Cerasuolo di Vittoria, dell'IGP di Mazzarrone, è una terra laddove chi vuole venire a visitare è ricca di musei perché nel tempo abbiamo anche organizzato una serie di collezioni che danno al visitatore la possibilità di capire perché questo territorio si è sviluppato in questa maniera. Abbiamo pure scoperto da poco una necropoli che stiamo cercando di mettere a sistema e ci sono dei ricercatori come l'Università di Bologna che annualmente fanno dei progetti per poter cercare e trovare resti che ci possono radicare nel tempo e nella storia di questa bellissima cittadina allocata nel sud-est della Sicilia. Chiaramonte è una città che nel tempo si è distinta per la sua bontà, per la sua bellezza, per la sua tranquillità. Chi vuole venire a Chiaramonte vuole trascorrere una bellissima giornata effettuando delle bellissime passeggiate nella macchia forestale, perché Chiaramonte è una piccola Svizzera, ci troviamo in collina, siamo a 650 metri e nel tempo si è sviluppata anche una serie di percorsi che si può fare trekking, si può andare in mountain bike. Chiaramonte si può benissimo anche passare, ci sono tantissime strutture ricettive, tantissimi ristoranti, si può benissimo passare una giornata o se si vuole anche trascorrere più giorni per poi, siccome si trova in una posizione baricentrica rispetto anche alla Val di Noto, benissimo si può andare al mare oppure visitare anche le zone che sono interessate e riconosciute dall'UNESCO come Ibla, come Scicli, come Modica, ma anche come Noto. Quindi è incastonata in questa lembo di Sicilia che permette ai nostri visitatori, a chi vuole sostare a Chiaramonte, di poter godersi o il mare o la collina, ma anche i beni culturali. Allora, sindaco, intanto vedo dietro una bellissima scalinata che porta proprio all'ingresso del suo comune. Io direi di salire su questa scalinata e poi di andare nel cuore anche di questa cittadina dove si svolge oggi la festa del grano, perché noi siamo venuti per questo, così mostreremo la piazza e mostreremo anche poi la bellissima chiesa. Intanto con il sindaco percorriamo e saliamo questa scalinata, vi mostriamo così anche l'immagine del teatro comunale. Sì. Una bellissima. Questa è un'ex chiesa che è stata convertita era una sala multifunzionale, oggi adibita al teatro Sciascia, perché questo ambiente, questa location ci permette di effettuare anche attività culturali, specialmente nel periodo invernale. Ma seguitemi, vi porto al centro della città, riscendiamo le scale. Scendiamo le scale. Come si sale si scende, prima si sale poi. E allora amici, voi tanto scrivete nei commenti da dove ci state guardando e noi andiamo con il sindaco nella piazza della cittadina dove si svolge la festa del grano. Già ci sono delle live in pagina perché la festa del grano ha preso il via sabato. Ecco qui la cartina. Ecco qui siamo sul corso principale. Questo è il corso principale, quindi
Come si chiama? Il Corso Umberto, questa è la via principale dove si svolgono generalmente tutti gli eventi importanti, perché durante le ore specifiche diventa isola pedonale. Quindi il centro storico è ricco di negozi, è ricco di attività ricettive, oggi ci sono anche le bancarelle, perché per 3 giorni insomma animiamo il centro storico. Qui si possono gustare benissimo le granite, perché Chiaramonte, come questa parte della Sicilia, è ricca delle niviere. Le niviere nel fine 800 erano le industrie che producevano il ghiaccio, quindi la cultura della granita siciliana parte da questa parte della Sicilia e assolutamente deve essere anche qui un elemento che deve essere promosso e riproposto alle nostre persone, perché le granite sono in una giornata calorosa come questa, capite bene, è un ottimo elemento rifocillante. Ecco, sappiamo Qui che se vedete ci sono, mountain bike, quello che vi dicevo, tantissima gente la domenica effettua delle passeggiate o per le persone che fanno questo sport in maniera amatoriale, ma ci sono anche dei professionisti che si adoperano a fare questi percorsi, perché la montagna, questa collina si presta benissimo a questo tipo di sport. Poi stiamo qui immettendoci nella piazza principale, la piazza Duomo, laddove viene effettuato in questi 2 giorni della festa del grano, dove ci sono qui le signore, l'associazione 8 marzo, che ringrazio immensamente per tutto il lavoro che stanno facendo. Noi salutiamo Chiatia e intanto anticipiamo un appuntamento che si potrà vivere qui in questo corso principale, il corso Umberto, perché ad agosto ci sarà una grande tavolata in piazza. Ad agosto faremo sul corso una cena che è intitolata Gli Iblei a tavola, una cena che comprenderà 500 ospiti, perché porteremo all'interno del centro storico tutte le eccellenze, a partire dall'olio DOP, dal cerasuolo, dall'IGP il miele degli Iblei, ma porterò a tavola anche gli elementi di eccellenza anche di tutta la provincia, a partire dalla cipolla di Gerratana piuttosto che la carota di Ispica. Chiuderemo con il cioccolato di Modica, ma mi permetto di dire il pilastro portante è la cucina chiaramontana, che nel tempo ha saputo ritagliarsi uno spazio veramente di tutto rispetto, perché abbiamo ristoranti come ad esempio il ristorante Maiore, il Dammuso, ma anche tantissimi altri ristoranti che nel tempo si sono ritagliati uno spazio che ogni domenica vengono persone da tutta la Sicilia per poter degustare i prodotti della nostra Chiaramonte. Chiaramonte, che è una cittadina tranquilla, che ha le sue tradizioni, che è basata su una popolazione che è tutta rivolta alle sue tradizioni, a partire dalla festa di San Giovanni. Proprio stasera è la vigilia di San Giovanni, dove inizieranno i festeggiamenti per il protettore di Chiaramonte e Gulfi. Ecco, lì c'è il fieno, le balle di fieno, che qui oggi sono in piazza, ma le troviamo veramente alla periferia, basta girare un po' e troviamo tanti campi. Sì, ci sono anche dei mulini che si sono prestati per la produzione di farine utilizzando grani antichi, proprio per andare a proporre al mercato attraverso l'eccellenza, perché capite bene che l'utilizzo di grani antichi non soltanto riscopre la cultura e la tradizione di un popolo, ma significa anche preservare la salute dei consumatori, perché come tutti ben sapete gran parte dei nostri grani attraverso patti internazionali provengono ad esempio dal Canada, dove vengono utilizzati glifosati che sono altamente cancerogeni. L'utilizzo di questi grani antichi riporta a una tradizione, ma anche mette sul mercato prodotti di altissima qualità, e queste aziende che hanno fatto la scelta di utilizzare questa tipologia di grani che sono di altissima eccellenza, senza dubbio stanno avendo degli ottimi risultati anche dal punto di vista economico, perché il problema non soltanto è quello di riscoprire il prodotto tradizionale, ma quello di fare economia attraverso la tradizione. Se un'azienda riesce ad avere dei margini di guadagno
utilizzando prodotti della tradizione, utilizzando in questo caso il grano come il perciasacchi, la tumbinia c'è anche una parte di senatore Cappelli. Tutto questo permette non soltanto alle nostre aziende ma ai nostri consumatori di poter essere veramente in un territorio dove la salute è al primo posto, perché ricordiamocelo, i nostri cittadini stanno bene se mangiano bene, noi siamo quello che mangiamo. Ecco Sindaco, lì c'è anche il forno, perché abbiamo anche infornato il pane ieri sera qui nella piazza, quindi un'esperienza da vivere, quella della festa del grano. Allora raccontiamo anche qualcosa della Chiesa Madre, intanto voi fateci sapere da dove siete collegati. Buongiorno. Scrivete nei commenti da dove ci guardate, noi vi mostriamo uno dei tanti monumenti che insistono su questa cittadina ricca di storia. Assolutamente sì, quella è piena di chiese. Considerate che ancora oggi abbiamo le confraternite che come dire, fanno vivere le nostre tradizioni, non soltanto le tradizioni, ma c'è un credo cattolico che tutti i giorni viene come dire, viene coltivato rispetto a una cultura popolare che nel tempo si è distinta per la sua fierezza di appartenenza. La Chiesa Madre è la chiesa dove è il punto nevralgico della nostra cittadina. Qui vengono celebrate tutte le feste più importanti. Considerate che la domenica in Albis, la domenica dopo Pasqua, proprio qui arriva la Madonna di Gulfi, che è una delle feste più importanti nel panorama siciliano, perché è una delle poche statue che viene trasportata a spalla per ben 4 chilometri. Ogni anno, la domenica dopo Pasqua, quindi la domenica in Albis, alle 10 in punto esce questa statua con tantissimi portatori sotto la statua. Considerate che pesa più di 1 tonnellata, che viene portata in un'ora, arriva qua in piazza e poi viene portata, viene sistemata sull'altare del nostro Duomo. Per 10 giorni viene festeggiata dalle diverse categorie, dopodiché dopo 10 giorni ritorna al santuario a Gulfi. Quindi capite bene che c'è, oltre alla gastronomia, c'è anche cultura che nel tempo viene come dire, preservata, viene promossa anche dalle diverse associazioni. L'associazione 8 Marzo, attraverso questa organizzazione della 2 giorni del grano, non fa altro che riscoprire una tradizione delle nostre famiglie. Qui ci troviamo ad esempio, abbiamo un nostro concittadino che con il suo ingegno, con la sua passione, perché di passione si tratta, ha realizzato come dire, dei mulini sostenibili, perché si tratta di andare a produrre. Guardate farina. Allora amici, guardate come si produce farina. Ecco qua, andando a pedalare si va a creare, quindi a costo zero, senza consumo di energia elettrica, e questo è frutto dell'ingegno, della passione, del credo, si può fare attività fisica e si può produrre farina. Quindi capite bene, qua posso. Vediamo lo step, questo è lo step, no? Sì, il mulino a step, guardate. Eccoci. Nel frangente la gente paga per andare in palestra, però a fine giornata non porta nulla a casa. Qui invece, se uno riesce a fare lo step, io non sono tra i migliori atleti, eccoci qua. Questo è uno dei modi per riscoprire e per far sì che la cultura del benessere si può portare benissimo a casa e può essere in maniera semplice promossa attraverso anche l'ingegno di questi concittadini che nel tempo hanno coscienze e sanno qual è la valenza di questo bellissimo prodotto che è il grano. Quindi capite bene che partiamo dal grano che si produce in Italia, la pasta, che è l'alimento principe della nostra cultura gastronomica. Questo ci permette veramente di ritagliarci quello spazio rispetto alle eccellenze gastronomiche che Chiaramonte viene così rinomata in tutto il panorama siciliano come la città dove si mangia bene, dove si mangia di qualità, e devo dire con piacere le persone ritornano, perché questo ambiente, quest'aria, questo sole, questo cielo pulito fa sì che mette in condizioni veramente di rilassatezza i nostri fruitori. Ecco, sì, gli arrivano i complimenti da più parti, da tanti nostri amici follower, sono tantissimi da varie parti del mondo. Possiamo salutarli tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia, e ci diamo appuntamento poi anche presto qui
Assolutamente sì, ora invece ci salutiamo perché ci andiamo a prendere dopo questa questo bellissimo confronto, ci andiamo a prendere una granita perché ho parlato tanto, con la granita al limone sono certo che mi ritornerà bene la voce. E allora noi la seguiamo, allora rendiamo partecipe, magari torneremo poi a fare l'intervista, sì, ci spiegherà meglio. Intanto amici continuate a scriverci da dove ci state guardando, da dove ci seguite. Questa è Chiaramonte Gulfi. Siamo in compagnia del sindaco e stiamo per andare a gustare una buona granita. Ecco, qui si vive bene, si mangia bene, aria pulita. Questa è una delle nostre società operaie, ecco qui, la capacità, la rete che si viene, le strutture sociali che ancora tengono in una piccola comunità. Questa è una delle nostre società Buongiorno, operaie. Buongiorno. Che viene fruita dai nostri concittadini. Pure io sono un socio, ecco qui tutti i soci, da qualche anno sono entrate anche le donne, grande rivoluzione, perché anche qui c'è come dire, il cambiamento sociale che anche in queste strutture che hanno una loro valenza storica, che hanno una loro tradizione, si adattano alle nostre... Io ho 71 anni che sono iscritto alla società e io ho 91 anni. 91 anni. Sì. Ma complimenti, li porta veramente bene. Allora è vero quello che dice il sindaco. Ciao, la Falegnavediani mi hanno rinnovato la patente di guida ora un mese fa, invece di un anno, 2 anni. Complimenti. Ci vedi cose piccole, le cose che ti dicono, proprio le residenze. Peppino, come siamo comunati? Questo era 90. Peppino, quanti anni hai? 91. Come si vive a Chiaramonte? Per noi anziani, ottimamente. Per i giovani Stamattina sono stato in Falegnaveria e sono certo uscito dall'albergo, sono usciti due coppie, sono stato due, e uno era medico. In Falegnaveria si parlava, ma come fare? Ci sta intanto uno che aveva 91 anni e deve continuare la vita senza uno che ha 90 anni, non mi interessa, io continuo la vita sempre. Lui ancora lavora, è un artigiano. Complimenti, ancora lavora. La falegnameria. Falegnameria. Andiamo a prendere la granita. E allora ritorneremo più tardi per Prima in l'intervista. Italia non ce n'è forse. La incontreremo tra poco. Allora amici, ci arrivano i saluti da Pietro, ciao a tutti. Noi ci andiamo a gustare adesso una Vi porto granita. a degustare veramente, perché la bellezza della granita siciliana è quella là di avere dei... Valentina. Ciao. Vedi che il sindaco ci vuole far gustare un'altra granita, raggiungici. E intanto continuano ad arrivare i turisti. Fateci sapere da dove ci guardate amici, vogliamo leggere i vostri messaggi. Buongiorno, buongiorno. Da dove venite? Buongiorno, da San Martino. Salve. Da Palermo. Da Palermo, prima volta a Chiaramonte? No, siamo venuti più volte. Allora, vi piace questo borgo? Moltissimo. Un saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia. Ciao. Sì. E qui guardate. Questa è una delle birrerie tradizionali di Chiaramonte Gulfi che nel tempo ha avuto, attraverso la tradizione lasciata in eredità dal padre, questo bar è uno dei più antichi. Qui c'è la granita di limone. Salvatore Allora, è il nostro artigiano che Buongiorno. mantiene il segreto della granita siciliana e che questo è uno dei tempi migliori per poter degustare i gelati e le granite. Sebastiano, una granita così la facciamo assaggiare? Chiaramente Buonissima granita al limone che dedichiamo a tutti gli amici di Bella Sicilia. Ci salutano da ecco qua, Pisa. questa, Ciao. vedete la neve qua dentro il pozzetto, questa è neve, non è secca come nel resto della Sicilia, ma qui c'è quell'umidità come se fosse la neve appena che si deposita sul tetto delle nostre case. Ecco qua, questa è la granita siciliana. Sindaco, ci salutano anche dal Brasile. Ciao Isabella. E allora dedichiamo questa granita a tutti gli amici che ci seguono dall'estero, in particolare anche a tutti gli emigrati, perché sappiamo che in passato tanti emigrati hanno dovuto lasciare la propria terra, però speriamo di averli qui come ospiti ma anche come cittadini, perché qualcuno potrà comprare casa e vivere in questi borghi. Ciao, Ciao Diretta, e ciao buona Maria, granita a tutti. Ciao ciao, allora noi ci gustiamo la granita, Posso Vale. confermare che è davvero buonissima e questa credo di poter dire che la granita è perfetta. Ciao ciao.